La città di Padova, dopo la giornata di Ferragosto, non c'è tanta gente in questo momento per le vie, ma ci sono parecchi turisti e la preoccupazione va a quello che accadrà in autunno con tutti i rincari che sono previsti e con le bollette con cui si fanno già i conti. Soprattutto quello delle utenze, della luce e del gas, perché comunque si sono triplicati e quindi stiamo a vedere cosa succede. Aspettiamo settembre e vediamo. Gestisce un albergo nel centro di Padova, Antonio Tenan, che fa fronte ad aumenti generalizzati, ma è preoccupato per quelli legati alle utenze e l'estate sta andando bene, conferma. Il lavoro ce n'è in questo momento, ci sono moltissimi stranieri, è bene, meno male che ci sono, altrimenti non riusciremo a pagare le spese. Tanti stranieri, francesi e tedeschi, prenotazioni per una notte last minute. Questa è la situazione, ma tra i cittadini si pensa alla borsa della spesa. Gli stipendi sono quelli che sono. Io faccio l'insegnante, lo stipendio è bloccato, è fermo il contratto e quindi andiamo avanti con lo stipendio fermo. Lei ha visto una differenza per esempio nella borsa della spesa? Beh, enorme, enorme. Quali prodotti? Ma tutto. Almeno io faccio la spesa anche al mercato, quindi noto che i prezzi sono aumentati. Prima prendevi 2-3 kg di una determinata cosa, adesso ne prendi la metà. Ho trovato raddoppiata la bolletta della corrente elettrica e la previsione delle spese condominiali nell'anno in corso, diciamo 2022-2023, è raddoppiata per me. Ho un piccolo appartamento di 60 metri quadri. Mi preoccupo per le famiglie, sinceramente, per chi deve mantenere 2-3 ragazzi a scuola, perché troveranno lievitati i prezzi su tutto il corredo scolastico. Guardi, su dei mini quaderni che io porto in borsa come blocchetto appunti, li compravo qui in una cartoleria del centro a 60 centesimi, ogni volta ne prendevo 4-5, adesso sono aumentati a 90 centesimi.